Leggera flessione dei contagi in Calabria, oggi sono 216 ma ci sono 6 morti, 4 a Cosenza e 2 a Reggio. Disposte dalla regione 3 zone rosse, Bisignano, Cariati e Samo. Intanto gli ospedali sono in sofferenza, a Cosenza reparti pieni. La macchina organizzativa è da tempo in moto, ma prenotazioni e vaccini disponibili no. Settimana difficile e molto problematico garantire le somministrazioni preventivate. Da oggi è attiva la piattaforma dell'ASPA di Cosenza. Protestano Locri e Siderno per la mancanza di dosi di vaccini. La gente vuole vaccinarsi ma non sa come fare. Gli ospedali sono in sofferenza, mancano posti letto per i malati Covid in costante aumento nell'ospedale di Rossano, situazione al limite del collasso. All'indomani del grave atto intimidatorio ai danni dell'Arma dei Carabinieri, Libera si mobilita, presto attiva la campagna No Pizzo, dice al nostro TG il coordinatore regionale Don Ennio Stamile. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque oggi sono 216 contagi ma ci sono 6 morti, ossia 4 a Cosenza e 2 a Reggio. Intanto disposte dalla regione 3 zone rosse, ossia Bisignano, Cariati e Samo. C'è una leggera flessione dei contagi in Calabria, oggi sono 216 ma il virus continua a mietere vittime. Oggi si registrano infatti altri 6 decessi, 4 a Cosenza e 2 a Reggio Calabria. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 746, 309 solo nel Cosentino, che è l'area della Calabria dove si registrano più morti per Covid. Anche oggi i contagi maggiori si registrano nell'area Abruzzi, a 71 i casi registrati infatti a Cosenza, 52 invece i nuovi casi a Catanzaro, 45 a Crotone, 7 a Vibo Valentia e 41 a Reggio Calabria. Intanto gli ospedali sono in sofferenza, sale a 283 il numero di ricoveri in reparto, mentre sono 28 i pazienti in terapia intensiva. Intanto la regione ha disposto oggi altre 3 zone rosse, Bisignano e Cariati nel Cosentino e Samo nel Regino. Le limitazioni saranno in vigore dalle 5 del 18 marzo a tutto il 31 marzo 2021. Per il comune di Sorianello nel Vibonese è invece prevista la proroga della zona rossa fino al 24 marzo. Dicevamo reparti in affanno, ma vediamo qual è la situazione a Catanzaro. Ricoveri in aumento negli ospedali calabresi, il virus colpisce molto forte soprattutto nella provincia di Cosenza, ma i reparti sono in sofferenza un po' in tutta la Calabria. Ma qual è la situazione a Catanzaro? Fino ad ora io sono riuscito anzi a non mantenere posti liberi. Attualmente ne ho 27 di pazienti ricoverati su 36 posti, ma perché ne sto dimettendo parecchi al giorno. Oggi ne dimetto 5 per esempio. Però nello stesso momento devo dire che i ricoveri ci sono, per cui se dimetto i posti vengono occupati. A Catanzaro sono ricoverati poi anche alcuni pazienti inviati da Cosenza. Noi collaboriamo con tutti, non abbiamo mai detto di no a nessuno. Collaboriamo con l'ospedale di Vibo, con quello di Cosenza, con Rossano, con chiunque abbia una richiesta di ricoveri, noi non diciamo mai no. Altro dato, si è abbassata l'età media dei pazienti. Abbiamo in questo momento alcuni giovani, il più giovane ha 27 anni con una grave polmonite, con una grave insufficienza respiratoria che ha richiesto l'applicazione degli altiflussi. Contagi e ricoveri ai livelli del mese di novembre 2020 e curva in crescita nel Cosentino. La terza ondata rischia di far male alla Calabria più delle prime due. Sarà per la maggiore diffusività delle varianti o per il calo di attenzione da parte dei cittadini, ma i segnali non sono incoraggianti. L'ospedale di Cosenza è in sofferenza, così come quello di Rossano. Servono posti letto e medici per dare risposte ai tanti contagiati che necessitano di assistenza ospedaliera. La curva del Covid è nuovamente in crescita, proprio in un momento in cui per guasti tecnici degli strumenti di laboratorio o carenza di reagenti e la concomitante campagna vaccinale si fatica a testare e tracciare. Dall'arancione tendono al rosso diversi centri della provincia di Cosenza. Vivono momenti delicati dal punto di vista dei contagi, impennata di casi a Bisignano, Fuscaldo, Cariati e da un periodo relativamente più lungo anche a Corigliano Rossano.
Sono 112 i soggetti attualmente positivi a Bisignano, lo segnala il sindaco Francesco Lo Giudice, 308 le ordinanze di quarantena attive sul territorio. È stata la stessa amministrazione e le interlocuzioni con la regione, prefetture e unità di crisi a segnalare la situazione allarmante che si è verificata sul territorio. A Fuscaldo sono 8 i cittadini risultati positivi al SARS-CoV-2, mentre sono 18 le ordinanze di quarantena che si sono aggiunte nelle ultime ore, ma altre si aggiungeranno al termine della mappatura dei contatti. Il sindaco Ramundo annuncia che sarà adottata una linea più dura nei controlli della polizia locale. Invita al rispetto delle regole anche Filomena Greco, sindaco di Cariati, che chiede alla popolazione di evitare assembramenti e utilizzare dispositivi di sicurezza. Il rapido aumento di contagi nella cittadina ionica ha imposto l'applicazione di misure più stringenti di quelle in vigore sul territorio regionale. In provincia di Catanzaro preoccupa la situazione del carcere, dove sono risultati positivi 7 tra agenti e detenuti in un padiglione che ne ospita 200. E poi c'è la questione vaccini. Intanto è attivo da oggi il sistema di prenotazione online del vaccino anti-Covid predisposto dalla struttura commissariale per l'emergenza pandemica realizzato da Poste Italiane. Il via libera è arrivato al termine di un confronto tra il Presidente della Regione Nino Spirlì, il Commissario straordinario della Sanità Guido Longo, la Protezione Civile regionale e le aziende sanitarie della Calabria. In questa prima fase potranno accedere al sistema le persone con età superiore a 80 anni, comprese quelle nate nel 1941. La prenotazione potrà essere effettuata collegandosi all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. In aggiunta alla piattaforma online sarà possibile prenotarsi mediante un call center dedicato telefonando al numero verde 800 009 966 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, escluso sabato e festivi. E oggi siamo entrati nella palestra adiacente all'Usca di Via degli Stadi a Cosenza, uno dei centri vaccinali sul territorio. Oggi solo 60 le dosi utilizzate per le vaccinazioni degli over 80. Così non si va da nessuna parte, o meglio la campagna vaccinale in Calabria avrà una durata biblica. Il ritmo è imposto dalla disponibilità delle dosi distribuite dalla nostra regione. Una volta risolti i problemi organizzativi ci si è resi conto che per coprire la popolazione calabrese serviranno mesi e mesi. Infatti il 17 marzo siamo ancora nel pieno della fase 1, con decine di migliaia di over 80 da vaccinare. Oggi siamo entrati in uno dei centri vaccinali dislocati sul territorio provinciale di Cosenza, nella palestra adiacente l'Usca e Via degli Stadi. Questa mattina sono arrivate le solite 60 dosi per soli 60 anziani. Se continua questo trend che è di 6.000 dosi settimanali e i pazienti nostri, almeno nella provincia di Cosenza, sono circa 40.000, no? Lei si fa 4 conti, capisce bene che solo per gli over 80 e solo per la prima dose noi ci metteremo un tempo infinito. Il problema è di due tipi. Primo, chiarezza nella prenotazione dei pazienti, chiarezza nella distribuzione delle dosi tra le varie province e poi chiaramente bisogna battere i pugni a Roma per farsi dare più dosi, perché la Calabria in questo modo, come lei stesso aveva esaminato, la Calabria ha meno dosi rispetto a regioni che hanno la stessa popolazione e che hanno avuto maggior numero di dosi rispetto a noi calabresi. I 3 medici in servizio hanno finito il loro compito nella mattinata, una macchina che puntualmente si inceppa per mancanza di benzina. Se ci fosse disponibilità di farmaci si potrebbe fare molto di più. Io ne ho fatti 16-17, noi ne potremmo fare almeno anche 300-200 al giorno con una persona. Cioè solo lei potrebbe fare 300 vaccini al giorno? Fare tranquillamente. Però voglio dire, questo è molto forzato, ma almeno un 150-200 ce la fai tranquillamente. Capitolo soggetti fragili, inevitabilmente si procede a rilento. Ne sono di grande aiuto le dosi di Moderna giunte stanotte in Calabria. Alla provincia di Cosenza ne sono toccate 900, 500 delle quali, arrivate giusto in tempo, saranno utilizzate per le seconde dosi. È stato deciso nella riunione di fare prima gli over 80, poi immediatamente dopo i pazienti estremamente vulnerabili, non i pazienti fragili è un'altra tabella. I pazienti estremamente vulnerabili. Di questi pazienti l'azienda sanitaria ha i codici di esenzione, quindi ci manderà a noi l'elenco dei pazienti estremamente vulnerabili
Noi se dobbiamo fare qualche correzione faremo delle correzioni, dopodiché questi pazienti saranno prenotati. Noi abbiamo chiesto con un criterio di trasparenza. E proteste all'Ocri e a Siderno proprio per la mancanza di dosi di vaccino. La questione vaccini nell'area della Locride ma anche nella Tirrenica comincia ad essere un problema serio, perché di fronte alla disponibilità di molti over 80 di vaccinarsi c'è purtroppo una carenza del prodotto vaccinale. In effetti pare che il grosso sia stato trattenuto nella città capoluogo e quindi la distribuzione sia sulla fascia tirrenica che su quella ionica sarebbe stata quantomeno minima. Questo provoca inevitabilmente dei malumori e anche delle paure in coloro che avevano appunto evidenziato la totale disponibilità a vaccinarsi. Al di là della questione AstraZeneca è chiaro che c'è una evidente forza di volontà nel vaccinarsi proprio perché si sa che questo è l'unico mezzo al momento per contrastare il Covid-19. Si comincia quindi a rumoreggiare, soprattutto nella Locride, dove i vaccini effettuati sarebbero stati davvero in versione ridotta. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà. Certamente la questione è seria. Situazione molto difficile e paghiamo ancora una volta un prezzo elevato per una disorganizzazione della sanità. I vaccini non ci sono e da giovedì a Siderno ma anche all'Ocri all'ospedale non si vaccina proprio per una mancanza di dosi e ripeto solamente lunedì sera il vaccino di richiamo per le persone che hanno già fatto la prima dose e termineranno questi vaccini nelle prossime ore. E situazione difficile anche al pronto soccorso di Rossano, vediamo. Difficoltà al pronto soccorso di Rossano, l'ospedale è al limite del collasso, i malati Covid sono in costante aumento ma c'è carenza di personale e mancano i posti letto, problemi segnalati dai sindacati e i vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Visto la grave situazione che si ripercuote tutti i giorni nel pronto soccorso di Rossano, i rappresentanti sindacali del Nursing Up, Will FPL e FSI hanno invitato agli organi superiori dell'ASP di Cosenza i motivi per i quali si sta verificando tutto ciò. I motivi sono carenza del personale e chiusura delle tensostrutture. La tensostruttura ha il compito di individuare il paziente Covid dal non Covid, in modo che il paziente Covid non entri direttamente nei locali adiacenti del PS. Facendo così noi salvaguardavamo la salute del paziente. I rappresentanti sindacali si augurano che il problema venga risolto nel minor tempo possibile, vista la grave situazione. I disagi questa mattina alla motorizzazione civile di Cosenza, dove sono stati effettuati tamponi ai dipendenti all'interno dopo alcuni casi di positività, ritardi per il disbrigo delle pratiche e l'avvio degli esami per il conseguimento della patente di guida. Tamponi questa mattina per i dipendenti della motorizzazione di Cosenza dopo la positività del 25% riscontrata tra il personale nei giorni scorsi e che tanta preoccupazione ha destato tra lavoratori e utenti della struttura. Attorno alle 10 sono arrivati i risultati dei test rapidi effettuati dai laboratori, tutti negativi per i circa 30 impiegati. Dopo la sanificazione dei locali ieri la motorizzazione è rimasta chiusa. Oggi la riapertura in tarda mattinata degli uffici, ma con delle limitazioni che ne hanno rallentato le operazioni. Si può entrare al massimo in 2 per accedere agli sportelli ed espletare le pratiche relative agli autoveicoli da parte di agenzie e autoscuole. Disagi anche per i ragazzi in attesa degli esami per il conseguimento della patente di guida, esami cominciati in ritardo ma alla fine espletati. All'indomani del grave atto intimidatorio ai danni dell'Arma dei Carabinieri, Libera si mobilita, presto attiva la campagna No Pizzo, dice al nostro TG il coordinatore regionale Don Ennio Stamile. C'è un'area di voler assolutamente riscattare questa città e quindi chiedere a chi di dovere di darci una mano in tal senso. È importante respirare quest'aria perché si è capiti che prima riusciamo a liberarci da questo cancro esiziale dell''ndrangheta meglio è. L'aver inviato più uomini e aver potenziato l'organico è un segnale atteso dai cittadini?
Sicuramente sì, ma non può essere la panacea di tutti i mali, no? Occorre invece educarci e creare dei percorsi educativi alla cittadinanza attiva e responsabile. Occorre avere il coraggio di dare i nomi agli eventi, alle situazioni e anche alle persone e quindi alle cosche locali, saperle individuare, saper riconoscere il loro linguaggio, identificarlo e quindi denunciarlo, perché non può essere la panacea di tutti i mali una caserma dei carabinieri, è impossibile. Le indagini però vanno avanti e qualche risultato comincia ad emergere. Assolutamente sì, grazie a Dio abbiamo le forze dell'ordine che stanno facendo già da anni, per la verità un lavoro straordinario, quindi penso che a breve risolveranno il caso, credo proprio di sì, ma a prescindere da questo ritorno sul concetto importante, le forze dell'ordine da sole non vanno da nessuna parte, non può esserci soltanto un'azione repressiva, ma occorre congiuntamente un'azione educativa. Delle coscienze soprattutto. Ma la gente, i cittadini di Cetraro, come hanno reagito? Beh, devo dire che insomma non hanno immediatamente risposto tutti all'appello, anche se diciamo era di domenica, era alle 12, quindi insomma ci si aspettava un po' di più, una partecipazione ecco, diciamo un po' più piena, considerando tra l'altro anche il Covid, ma comunque insomma una maggiore partecipazione. Come al solito in questi casi si ha un po' di paura o di timore, eccetera. Insomma. E occorre, diciamo così, metterci insieme per fare fronte comune e per mostrare coraggiosamente la direzione, ecco, senza dividerci, senza appunto farci la lotta interna, ma semplicemente mostrando qual è la giusta direzione insieme. E questo lo devono dare innanzitutto, devono dare l'esempio le istituzioni, evidentemente, tutte. Libera che farà adesso per Cetraro? Ma Libera farà quello che ha sempre fatto, continuerà a fare memoria, a impegnarsi con gli imprenditori innanzitutto, quindi un percorso educativo che coinvolga gli imprenditori. Abbiamo bisogno urgente di portare anche qui sul territorio la campagna Libertà non a pizzo, che coinvolge imprenditori e commercianti che vogliono dire no all'andrangheta, al racket e all'usura, quindi all'andrangheta chiaramente. E poi continueremo la raccolta, ecco, delle storie di vittime innocenti, continueremo a coinvolgere le scuole, le altre realtà associative e quanto altro. Questa quindi è la prossima tappa in programma di Libera Cetraro? Assolutamente sì, i prossimi sviluppi, anche perché abbiamo una nuova referente, giovane, appassionata, referente del presidio, e quindi insomma questo è il suo programma, diciamo, il nostro programma ovviamente. I carabinieri di Palmi stanno indagando sull'esplosione di 2 ordigni avvenuta la notte scorsa nella frazione Messignadi del comune di Oppido Mamertina. I 2 ordigni hanno colpito l'abitazione e un edificio in costruzione di proprietà di un soggetto del posto già noto alle forze dell'ordine. Non si registra nessun ferito. E adesso la pagina sportiva, la linea a Gianluca Pasqua. Non è stato un turno favorevole alle squadre calabresi di Serie B, Cosenza che non è andato oltre il pari contro il Vicenza al Marulla, serviva la vittoria alla squadra d'Occhiuzzi, una vittoria che Cosenza ha sfiorato soprattutto dopo il vantaggio, ma vediamo le immagini nella sintesi dei 90 secondi di questa gara con Occhiuzzi che aveva cambiato qualcosa con Balulì in campo al posto di Tremolada all'inizio con Carretta e Liozzi e sono proprio loro a creare l'occasione e a realizzare, concretizzare il vantaggio con Liozzi sull'assist di Sciaudone, poi Carretta che fugge sulla destra, mette al centro ed è quasi un rigore per Liozzi che mantiene lucidità, freddezza e riesce a trovare la porta battendo il portiere avversario. Poi da lì inizia una lunga fase di predominio territoriale del Vicenza che culmina con questo calcio di rigore che viene battuto abbastanza bene da Giacomelli, ma c'è Falcone che non è nuovo a queste imprese, ancora un rigore a mezza altezza fra l'altro per Falcone che riesce a sventare. Si resta sullo 0-0 ma a inizio ripresa solita disattenzione sulle palle inattive, dal corner nasce il gol del Vicenza per il
pareggio. Cosenza che resta poi in superiorità numerica con 11 uomini contro 10 e sfiora il gol in 2 occasioni con Carretta e poi Iozzi. Resta qualche dubbio su un presunto tocco di mano da parte di Padella, che allarga il braccio, poi palla che va a finire sulle gambe di un altro difensore. Resta, dicevamo, in 10 uomini il Vicenza per il doppio giallo, e allora inizia la fase invece di predominio territoriale ma abbastanza sterile del Cosenza, che non riuscirà a schiodare il risultato dall'1-1. Dunque soltanto un punto per il Cosenza, risultati favorevoli alcuni, altri un po' meno, come la vittoria dell'Ascoli di ieri sera contro il Pescara. Ascoli che si avvicina alla coppia composta da Cosenza e Reggiana, che saranno protagoniste della prossima sfida sabato, quindi gara importantissima per il Cosenza, che fra l'altro all'andata ha perso in modo immeritato contro la Reggiana. Ma andiamo a vedere invece la sintesi, l'estrema sintesi della gara della Reggina a Brescia. Si ferma il Brescia, nonostante questa volta il bomber Aie avesse le polveri bagnate. Eccolo inquadrato Van der Looy, che sarà protagonista nel secondo tempo della partita. Ecco le scelte sbagliate in fase offensiva da parte della Reggina, ha detto Baroni, ecco Del Prato inquadrato, e poi il gol a inizio ripresa da parte di Van der Looy, appunto, che ha deciso il match in favore del Brescia, che è in serie positiva da diverse gare. Squadra davvero pericolosa in questa fase del campionato il Brescia, che dopo l'ennesimo cambio in panchina è riuscito a trovare l'assetto giusto per risalire le posizioni della classifica. Il gol di Van der Looy regala 3 punti pesanti e blocca un po' la corsa della Reggina, che stava addirittura pensando di poter raggiungere le posizioni che contano nella classifica del campionato cadetto. Tra l'altro Reggina, che accusava l'assenza di diversi giocatori, ha pagato la disattenzione, le imprecisioni di Okwonko in fase offensiva. Qui gli Amaranto hanno provato a reagire quasi subito, ma non sono riusciti a trovare il colpo vincente per pareggiare l'incontro. Brescia che fa suo il match col minimo sforzo. Vediamo come ha chiuso oggi la borsa. Chiusura in ordine sparso per gli eurolistini e andamento contrastato per gli indici americani in attesa che si concluda la riunione della Fed. I mercati temono che la banca centrale statunitense possa rivedere l'outlook della politica monetaria, anticipando un rialzo dei tassi dai livelli attuali prossimi allo zero, sebbene gran parte degli economisti ritenga che ciò non avverrà prima del 2023. Le crescenti pressioni inflazionistiche, alimentate dalla ripresa dell'economia e dei nuovi stimoli, potrebbero infatti spingere il FOMC a migrare prima del previsto verso una politica monetaria meno accomodante. Nel vecchio continente il focus resta sulla pandemia e sui vaccini. Nel giorno del verdetto definitivo dell'EMA su AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale degli ultimi giorni, il farmaco incassa l'appoggio dell'OMS in quanto i benefici superano i rischi. Nel frattempo Ursula von der Leyen ha minacciato di bloccare le esportazioni dei vaccini verso il Regno Unito. In questo clima incerto, il FTSE MIB di Milano chiude pressoché invariato a più 0,1%, poco lontano dalla parità anche il DAX di Francoforte a più 0,3%, il CAC 40 di Parigi flat, deboli invece il FTSE 100 di Londra a meno 0,6% e l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,7%, oltre oceano in calo il listino tecnologico a meno 1,2%, l'S&P 500 a meno 0,5%, mentre il Dow Jones viaggia poco sopra la parità a più 0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro resta poco mosso a 1,19 e il dollaro-yen viaggia in area 109,2. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 1,2% a $67,8 e il VTI a meno 1% a $64,5. Il BTP Bund infine si amplia a 99 punti base, con il tasso del decennale italiano in aumento allo 0,7%. Tornando a Piazza Affari, gli acquisti premiano Banco BPM a più 3,8%, in vetta al FTSE MIB in scia i rumor di M&A, bene anche Biper a più 3,1%, mentre torna in rosso Diasorin a meno 2,7% dopo il timido rimbalzo delle ultime sedute, negativa anche Amplifon a meno 1,8%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Il meteo in chiusura.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'afflusso di correnti fredde di origine artica sull'Italia si intensificherà nelle prossime ore, favorendo un ulteriore calo delle temperature e causando la formazione di un minimo di bassa pressione sul Mar Tirreno, che provocherà anche un peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di giovedì, con possibili nevicate a quote collinari. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo nuvoloso su tutta la regione con piogge sparse e possibili nevicate a quote collinari sulla Calabria centro-settentrionale, oltre i 1200 metri su Aspromonte. Temperature in calo ovunque. Domani poco mosso il Mar Tirreno con ventilazione in direzione occidentale, calmo o poco mosso il Mar Ionio con venti deboli in direzione settentrionale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.